Ben ritrovati a Cattoliche e dintorni. Anche quest'anno l'Associazione Italiana Vittime della Strada cerca idee per realizzare spot televisivi sulla sicurezza stradale. E questa è la terza edizione di Prevent Spot rivolto agli studenti delle scuole secondarie della Lombardia e agli iscritti delle università di tutta Italia. Il concorso è promosso in collaborazione col corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo dell'Università Cattolica e con l'associazione Palco Giovani. Vediamo insieme il servizio. Presidente Merli, le va di spiegarci che cos'è Prevent Spot? Prevent Spot sono degli spot televisivi sulla sicurezza stradale, sono fatti dai giovani per i giovani. Da quest'anno avete deciso di allargare il concorso agli studenti universitari di tutta Italia perché avete visto che c'è una risposta maggiore da parte degli studenti, ha avuto successo insomma questo concorso? Sì, ha avuto successo, abbiamo notato che i lavori fatti sono tra l'altro molto belli, molto professionali, diciamo fatti da ragazzi, e ci è piaciuto proprio questo perché i ragazzi hanno recepito questo messaggio, questa realtà di mandare questi messaggi e dunque abbiamo voluto allargarli a livello nazionale. La sua associazione però non si limita solo a Prevent Spot, fa anche altri lavori, giusto? Quali sono? Sì, il nostro primo scopo è quello di essere vicino alle famiglie colpite. Noi quando succedono incidenti mortali scriviamo sempre alla famiglia, gli diamo un conforto umano, un'assistenza psicologica e legale. Abbiamo convenzionato dei psicologi e dei legali che ci possono aiutare in questo. Abbiamo aperto un consultorio familiare permanente a Concesio, probabilmente a fine anno ne apriremo uno a Mazzano e poi dobbiamo continuare a sensibilizzare a 360 gradi. Abbiamo fatto anche, stiamo ultimando un protocollo d'intesa con la provincia, con l'ufficio scolastico provinciale, con il comune di Brescia, che ci danno l'opportunità di poter entrare nelle scuole costantemente, perché siamo convinti che è questa l'importanza della prevenzione, cioè far capire che cosa succede, che cos'è un incidente stradale vero, che cosa vuol dire il dopo incidente stradale, proprio per prevenire questo. Professor Locatelli, ci può dare qualche dettaglio per gli studenti che vorrebbero partecipare al terzo concorso di Prevent Spot? Certo, il concorso si realizza di nuovo su un formato molto semplice, il formato dei 30 secondi a spot per comunicare. Il formato 30 secondi è abbastanza plasmabile, serve una buona idea e serve un po' di impegno per realizzarla in modo appunto comunicativo, efficace, dopodiché però si può realizzare anche con mezzi poveri fino alle produzioni col videofonino, in realtà ognuno con le competenze e le capacità che ha. Un'idea forte, un'idea comunicativa, 30 secondi, mantenere questo formato e poi caricarlo su un DVD e spedirlo all'indirizzo che compare nel bando, all'indirizzo che ripeto ancora una volta che è www.bs.unicat.it/preventspot3 sul sito della nostra università, dell'Università Cattolica. La novità di quest'anno è che potranno partecipare tutti gli studenti delle università italiane, giusto? Sì, abbiamo deciso, visto che il meccanismo organizzativo ha funzionato nei primi 2 anni, di aprirci. Vedremo se riusciremo a comunicare abbastanza, noi facciamo un passo alla volta, ci piace che questo concorso cresca, raggiunga stabilità e quest'anno iniziamo a parlare al di fuori dei nostri confini, quindi le università italiane, ci sono diversi corsi di laurea che hanno dentro le competenze tecniche in Italia, ma anche appunto gli altri studenti di università, e
comunque un pubblico a cui si vuole parlare, con i messaggi che sono chiari e che devono andare a raggiungere il pubblico più vasto possibile, e quindi facciamo questa prova, speriamo appunto di ottenere lo stesso numero di quantità e quantità di idee in proporzione. Giovani idee per il volontariato, di questo si è parlato durante il convegno che si è svolto martedì 10 novembre ed organizzato dall'Osservatorio per il volontariato dell'Università Cattolica. Vediamo insieme questo servizio. Professor Patti, l'Osservatorio sul volontariato ha cercato anche fuori Brescia delle idee per sviluppare alcune aree tematiche sul volontariato. Com'è andata? È andata molto bene, direi, perché come Osservatorio sul volontariato abbiamo bandito alcune borse di studio per sia laureati magistrali sia dottorato di ricerca, e abbiamo avuto numerosissime domande, più di 20, e la scelta è caduta su 2 persone che hanno toccato con le loro ricerche 2 temi di grandissimo interesse non soltanto per lo studio, ma anche per il futuro del mondo del volontariato. Una delle tesi è attinente alla donazione di sangue di immigrati a favore appunto della popolazione italiana, e l'altra tesi riguarda uno studio sul servizio civile. Da questo punto di vista, quindi, diciamo che l'Osservatorio sul volontariato ha reso un servizio attraverso la premiazione di questi 2 lavori non soltanto al proprio interno per quanto riguarda l'attività di ricerca, ma anche per l'impegno che ci potrà essere a livello di società civile. Qual è la realtà bresciana per quanto riguarda giovani e volontariati? I mass media ne parlano poco di questo argomento. Qual è la realtà? Ma guardi, io le posso dire che per quanto riguarda la partecipazione che abbiamo suscitato con alcune iniziative dell'Osservatorio sul volontariato, la partecipazione dei giovani è molto viva, molto sentita. Certamente è una partecipazione che va regolata e va orientata, nel senso che molto spesso del volontariato si ha un'idea di attività che può essere svolta anche con una certa leggerezza. Il mondo del volontariato ha bisogno di giovani, ma ha bisogno soprattutto dell'impegno dei giovani affinché possano prendere a cuore tutta una serie di iniziative con serietà e con grande abnegazione. Quindi direi che il mondo giovanile bresciano guarda all'attività di volontariato con grandissimo interesse.